Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0 e le stelle del giorno. Ritorniamo a sentire cosa ci raccontano in questo giovedì. Un buon ascolto. Amici dell'Ariete, la luna vi carica di audacia, di spirito combattivo e vi invita ad agire. Oggi sganciatevi dai condizionamenti e rivendicate la libertà di pensiero. Un rapporto a distanza vi crea un po' di inquietudine, ma è proprio nella lontananza che se ne verifica l'intensità. Toro, nessun intralcio di cui preoccuparvi oggi, al contrario sono in arrivo notizie rassicuranti in merito a eventuali controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza. Giovedì un po' piatto, ma non disprezzate un po' di tranquillità, farà piuttosto bene al corpo e alla mente. Gemelli, la luna è in posizione ostile, ma oggi non vi pesa molto, il partner e la famiglia non vi capiscono, ma con gli amici la sintonia è immediata. Obiettivi da centrare in tempi molto brevi, puntate tutto sull'ampia rete di conoscenze e sulla vostra capacità comunicativa. Cancro, la luna è ininfluente oggi, ma grazie al cielo avete uno stuolo di amici, magari l'amore al vostro fianco e grandi soddisfazioni in campo pratico. Sulla scia di immagini del passato vi avvolge la nostalgia, ma si dissolve subito di fronte alla ricchezza del presente. Leone, la luna in Sagittario ha un certo ascendente su di voi, prendete il coraggio a due mani e muovetevi per rompere uno schema stagnante, interessi stimolanti vi catturano oggi. La situazione affettiva richiede una presa di posizione chiara da parte vostra, l'esitazione genera dubbi e incomprensioni. Vergine, fioccano i dubbi anche per voi, promossi dalla luna e simultaneamente arrivano valanghe di consigli, accoglieteli tutti, ma alla fine decidete in piena autonomia. I rapporti con le persone che detengono il potere sono un po' turbolenti, in questo periodo accettate quindi un compromesso. Bilancia, se ci saranno prove da sostenere avrete il giusto spirito brillante e leggero per affrontarle oggi, riponete la fiducia negli amici più intimi. Bisogno di variare gli impegni, distogliere l'attenzione insomma dalle solite faccende, in arrivo proposte audaci ma molto esaltanti. Scorpione, tuffatevi a capofitto in progetti ambiziosi, procedendo con disciplina, ricaverete autostima e arricchimento personale, non abbiate timore. Una nuova amicizia potrebbe darvi emozioni che preludono a un legame più intenso, quindi rifletteteci su. Sagittario, intorno a voi, specie nella professione, soffia aria di novità. Con una mossa da maestri riuscirete a ottenere quei riconoscimenti a cui aspirate da tempo. Facilità di parola oggi, dialogate con familiari e coloro che vi sono vicini e chiarirete i comuni obiettivi. Capricorno, carriera e cuore si contendono le vostre gioie, ma tra i due litiganti oggi vince il nuovo arrivato, il denaro. Rimborsi inattesi infatti vi sorprendono. Grane burocratiche si risolvono grazie a un colpo di fortuna che accorcia notevolmente i tempi di attesa. Acquario, amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo tempo, con un invito che vi riempie di felicità, lassù e qua giù qualcuno vi ama. La luna è una fonte inesauribile di sorprese, novità, notizie e contatti movimenteranno la giornata. Pesci, non perdete l'orientamento se non tutto andrà come desiderato e non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà, quindi rilassatevi e cambiate umore. È tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo un luminoso giovedì e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0